Allora Mario, Sì. allora qua invece siamo nella parte posteriore, quella altrettanto importante dove si viene fatta la cernita. Certo. Intanto salutiamo la signora, come si chiama signora? Io mi chiamo Vanna. Allora, signora Vanna che è una collaboratrice, quindi qua bisogna stare molto attenti, anche veloci, perché scappano, eh? Anche a me. Allora, questa è una macchina nuova, dicevi, di nuova concezione, fatta appositamente per territori montani? Per la montagna. Questa qui è la prima macchina chiesta, su mia richiesta, che avesse la trazione. Quindi, perché Posteriore, in questo caso? in questo caso ha due ruote sotto aggiuntive che io al bisogno abbasso e mi fa trazione. Anche perché la pendenza a volte è tanta, quindi c'è bisogno di questo aiuto. Delle volte abbiamo anche il 20%, il 25% di pendenza, quindi c'è la macchina è più pesante di quella tradizionale piccolina che avevo e quindi c'era bisogno di una tecnologia così. Ecco, voi agricoltori date un grande supporto anche agli ingegneri che progettano le macchine perché conoscete quali sono i problemi della macchina, certo. Come in questo caso. Sono andato a discutere i problemi e loro hanno cercato di risolvermeli, non tutti ma quasi, insomma. Sì, la stiamo ancora provando, secondo me hanno fatto un buon lavoro. Senti, la pezzatura com'è quest'anno? Una buona pezzatura? Questa in questo particolare, questa varietà che è la Lisetta è discreta, cioè, però in altri campi sono da qui in su. Comunque questa è la pezzatura ideale. Eccola. Questa ancora, questa va da seme. Quelle piccoline. Queste piccoline, Da seme. questo qui è, in più queste sono biologiche, io faccio seme bio. Quindi tu sei certificato biologico, quindi il tuo prodotto è bio. Sì. Senti, quali sono le varietà che vengono utilizzate normalmente in questo areale produttivo? Ma sono le varietà tradizionali, parliamo di spunta, liseta, Kennebec, oppure al posto della Kennebec adesso c'è l'Elbeida, alcune varietà nuove vengono avanti, perché queste tradizionali, essendo libere, non hanno più il brevetto dopo 20 anni, quindi delle volte si tribola a trovare il seme, quindi andrebbe sostituito e arriveremo anche a quello, ma finché possiamo come zona di produzione di Montese, spunta, liseta, Mona Lisa, Desiree la rossa, Kennebec la bianca, sono proprio le classiche patate piantate da sempre qui da noi. Senti, la Premura non è area di Premura questa, Non è che è più da Bologna. Non è neanche ammessa nel disciplinare nostro, non possiamo mettere Primura perché è già una patata certificata, lei ha il DOP in un'altra areale e quindi non può avere due marchi, ma non l'avremo messa perché in più la Primura è precoce. Noi abbiamo tutte varietà tardive o medio tardive che sono più adatte per il nostro territorio. Senti, allora, il consumatore che cosa predilige come pezzatura? Perché le famiglie adesso si sono magari un po' ridimensionate, quindi a volte non si fa un acquisto e si guarda magari la patata più comoda anche da lavorare. È corretto dire questo, da utilizzare in cucina? Assolutamente, però in cucina sono tanti, quindi c'è quella volta che ci vuole la piccola, il tondello per farlo intero al forno o se no tutte le altre lavorazioni. Noi questa ad esempio comincia a essere già sostenuta. Noi lavoriamo e confezioniamo da 40 a 75 di diametro, quindi si prestano per tutti gli usi. Parliamo del disciplinare, Mario, ma quali sono a grandi linee, quali sono diciamo, gli accorgimenti che dovete tenere voi agricoltori, pataticoltori nella coltivazione di questa patata che ha un suo marchio e un suo disciplinare? Certo, nel disciplinare la cosa fondamentale è che non possiamo usare disseccanti per la patata,
limitare al massimo il diserbo chimico, perché nel biologico non è ammesso, nel disciplinare è ammesso un intervento, ma come successivamente la pianta o si secca da sola, se no c'è l'attrezzo, io passo con un attrezzo che macina l'apparato fogliare, dopo quindi non c'è nessun intervento chimico. Certo. E poi vabbè le quantità prodotte, che non può essere superiore a 250 quintali per ettaro. Sì, Ma qua in montagna può succedere a volte che si supera questo quantitativo? È abbastanza difficile. Quest'anno qualcuno ci riesce, ma roba insignificante. 200 secondo me sarà la media. È già una buona media. No, con 200, perché con 200 diciamo riusciamo a realizzare qualcosa. Tenete conto che per produrre un ettaro di patate in montagna, comunque per arrivare a questo, allo scavo, si sono già spesi 9-10 mila euro tra lavorazioni, trattamenti, rincalzatura. Qua ti sta chiedendo una mano. A proposito di terreni, uno dei problemi che diciamo sono molto frequenti è il ristoppio, no? Cioè il ripiantare, riseminare patate nello stesso posto, cosa che non va fatta perché le elateridi, che sono il ferretto, che sono quei piccolissimi vermi che deteriorano la patata, rischia di fermarsi sul terreno, quindi compromettere anche il prodotto dell'anno successivo. Il ristoppio non lo fa di patata su patata, non lo fa quasi nessuno. C'è sempre, o dopo mettono medica, o grano, o orzo, però ci vuole almeno un anno di intervallo. La rotazione è indispensabile, la rotazione diventa indispensabile, perché appunto per tutti questi problemi. Ecco, la commercializzazione, parliamo di questo, il prodotto a marchio fino a quando si trova sul mercato, prima che esaurisca, diciamo, la fornitura, l'offerta che viene fatta normalmente. Di solito noi arriviamo sempre verso marzo, aprile, maggio per quello che abbiamo raccolto o per gli agricoltori che forniscono patate al marchio. Riusciamo quasi sempre ad arrivare a quelle date, però una volta finito il prodotto, buono. Finita lì, insomma. Finita lì. Non sappiamo adesso quanto ne mettiamo via per arrivare a marzo-aprile, ma quello che mettiamo via una volta finito... Fermo! Ecco, abbiamo visto che si è riempito il bins, adesso abbiamo raccolto patate. Abbiamo raccolto patate e si è riempito. Adesso vanno tutte fuori. Bisogna cambiare, facciamo l'operazione del cambio di cassone o bins, come viene chiamato tecnicamente. Vedi che belle patate quest'anno? Sono più che soddisfatto io. Questa è la Liseta, la prima varietà, ed è stata molto produttiva come pianta in sé, capito? Qual è l'ultima varietà che viene raccolta? L'ultima, diciamo la rossa. La rossa si può anche lasciare nella terra, che è più rustica la rossa, e viene raccolta per ultima, ma per esigenze tecniche, certo, capito? Certo. Bisogna che adesso, finita questa, devo tirare via la spunta che è già pronta, la Kennebec che è già pronta. Mario, un'ultima cosa, abbiamo visto che hai cambiato il bin, sei pronto per ripartire, hai parlato un po' di queste varietà. 2 consigli nell'utilizzo in cucina, qual è la meglio per fare alcune cose e invece magari qualche patata per farne altre, premesso che comunque insomma poi serve la creatività in cucina. Assolutamente, no? Ma noi abbiamo anche l'agriturismo e c'ho la Chiara cuoca, che lei le prova tutte, come sapore, come consistenza, sarebbe lei l'addetta, me le dice lei a me le cose, capito? E cosa ti ha riferito?
perché è allora importante. si diceva che con le bianche si fanno i gnocchi, con le gialle sono più adatte da arrosto, da fritte, eccetera. Lei ha cominciato a fare i gnocchi adesso, con queste qua vengono buonissimi. Beh, Però il consiglio che posso dare, al di là delle varie varietà diverse, che in cucina si prestano, cioè la Kennebec è una roba stratosferica per il purè. Cioè, se fate un purè di Kennebec uno sviene sul piatto, davvero, perché è adatta proprio. quella, l'ideale è una pasta bianca farinosa, si diceva per i gnocchi, però se uno vuole i gnocchi duri ci deve mettere molta farina, quindi la patata che ne tira di più, con molta farina diventano duri, ma adesso i gnocchi li vogliono morbidi, allora ci deve andare poca farina, ci vuole una patata che richieda poca farina per l'impasto e non è la Kennebec, capito? Perché Quindi insomma ci sono tante sfumature che vanno provate in cucina. ci sono tante sfumature. Poi magari Chiara sarà se vi capita, lei su questo si è fatta una cultura, assolutamente. La cosa che mi preme invece anche dire, la rossa, la Sì. patata rossa, ha bisogno di maturare un po' in magazzino o in deposito o in cella. Capito? Subito non è buona. C'è una consistenza molto dura, capito? Subito si tribola. Deve stagionare. Deve stagionare. Una volta stagionata quella va bene per tutto, ma non tutte le rosse. Cioè io sono così fissato con la Desiree, dopo Natale, in primavera, le ultime sono le rosse e facciamo tutto, fritte, gnocchi, purè, però deve stagionare la rossa. Beh, Mario, ci hai dato qualche consiglio prezioso, grazie che ci hai fatto vedere intanto una parte importante di questa filiera che è la raccolta. Queste adesso andranno in magazzino. Stanno là e maturano. Queste no, queste sono già pronte, le lavoriamo man mano che ce le richiedono. Domani parte il primo carico per la COP, il primo ordine, e quindi abbiamo già cominciato a lavorarle, spazzolarle, confezionarle e domani sono a Reggio, domani è mercoledì, giovedì le trovano nei supermercati. Perfetto. Mario, grazie, noi ci fermiamo un po' e insomma... Mi ha fatto piacere. Beh, noi hai dato dei consigli preziosissimi, speriamo che... Speriamo che siano anche apprezzati, perché delle volte uno dà un consiglio che secondo il mio punto di vista è quello, invece la Chiara mi dice no. Il tuo giudizio qualificato. Vabbè.